Rovigo, terra tradige Po, nell'ultimo decennio si sta rivelando sempre più nuova destinazione con riferimento ad eventi culturali di grande valore e successo di pubblico. Basti pensare alle mostre dei palazzi Roverella e Roncale che ogni anno richiamano in città migliaia di visitatori. Non è solo l'arte ad essere fattore di grande appeal, ma anche i festival musicali sono diventati negli anni leve interessanti di richiamo. E tra questi troviamo il Festival Rovigo Cello City, giunto alla sua 11ª edizione, che offre l'occasione di trascorrere una settimana in quest'area unendo la passione per la musica a quella della scoperta della città di Rovigo. È stata una settimana intensissima di grandi emozioni musicali e anche personali, perché veramente vedere da una parte i ragazzi impegnati nelle masterclass e nei concerti così presi e così impegnati per un risultato di eccellenza, perché tutti i maestri che sono venuti hanno riconosciuto un altissimo valore ai ragazzi e quindi questo sicuramente un motivo di soddisfazione e di grande entusiasmo, e dall'altra parte vedere il pubblico che sempre con crescente affetto, parlerei proprio di affetto, segue questa rassegna. Tra i luoghi del festival troviamo l'ex monastero degli Olivetani, un complesso di origine religiosa ubicato in piazza San Bartolomeo a 5 minuti dal centro storico di Rovigo. A seguito di un grande restauro conservativo dal 2001 è oggi anche sede del Museo Grandi Fiumi, tappa imperdibile per chi desidera conoscere l'evoluzione del territorio tra Adige e Po dall'età del bronzo sino al Rinascimento. L'ex monastero, già utilizzato dal Conservatorio di Musica durante l'anno, nella settimana del Festival Cello City diventa una delle sedi suggestive dei concerti. Fin dalla prima edizione il festival si apre e si chiude nel luogo simbolo di Rovigo, il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, popolarmente conosciuta come la Rotonda per la sua pianta ottagonale. Un tempio costruito tra 500 e 600 e insieme luogo civico e religioso, come testimoniano gli immensi teleri interni che narrano, oltre alle storie di Maria Vergine, anche le vicende politiche della città attraverso le gesta dei podestà che la governarono al tempo della Serenissima. Luogo davvero molto suggestivo per i concerti del festival che ogni anno richiamano musicisti di fama internazionale. La bellezza e la possibilità che offre il festival è proprio quella di combinare la scoperta, la visita della città di Rovigo attraverso i luoghi che sono storici, che sono simbolici. Quindi è sicuramente molto interessante e noi cerchiamo di promuovere naturalmente la scoperta della città attraverso il festival. Importante è anche tenere presente che negli ultimi anni proprio anche nell'ambito della promozione di tutte le destinazioni venete incontriamo sempre di più tour operator, soprattutto esteri, che sono particolarmente interessati a un'offerta turistica legata alla musica. In questo breve tour la musica ci accompagna ora provenendo dall'oratorio della Santissima Concezione, che tutti a Rovigo conoscono come Chiesa del Cristo, edificata dai frati francescani nella prima metà del 200. Tradizione vuole che la costruzione della chiesa sia avvenuta proprio nel luogo dove San Francesco, di passaggio in città, si fermò per una notte di preghiera. Poco distante da qui, in piazza Garibaldi, si trova il Teatro Sociale di Rovigo, dal 1967 inserito nel ristretto novero dei teatri lirici di tradizione. È attivo da oltre 200 anni con la tradizionale stagione lirica e le apprezzate stagioni di prosa, balletto e concertistica. Anche il ridotto del teatro è sede del festival, così come di concerti jazz e da camera, di conferenze, laboratori e spettacoli per i ragazzi delle scuole. Dulcis in fundo Palazzo Venezia, uno dei palazzi prestigiosi della città, dal 1971 è sede del Conservatorio di Musica Statale, con oltre 700 studenti frequentanti che scelgono Rovigo come sede dei loro studi musicali, arrivando dall'Italia e dall'estero. La grande sala, il piano nobile, così come l'Auditorium Tamburini accolgono le masterclass del festival. Sempre a Palazzo Venezia ha sede l'associazione musicale che porta lo stesso nome del conservatorio ed è l'anima del festival.
Rovigo Cello City ha un format speciale, vorrei dire unico per quanto riguarda una normale rassegna di eventi. Non è infatti solamente una serie di concerti che riempiono una settimana con i nomi più grandi del violoncello, ma è un'occasione unica di attrarre giovani studenti del violoncello e permettere loro di suonare con i grandi musicisti. Dunque è una miscela speciale che unisce partnership di altissimo livello con istituzioni come può essere il Cello Biennale di Amsterdam oppure il Teatro Comunale di Bologna. Queste masterclass sono un punto molto importante, non solo perché permettono ai nostri ragazzi di crescere, ma anche perché fanno diventare sempre più Rovigo, e questo è l'auspicio, un polo per attrarre grandi talenti del violoncello e metterli accanto ai grandissimi nomi. Il nostro breve tour si conclude ricordando che gli eventi culturali tra arte, cultura e musica offrono una splendida occasione per programmare una vacanza fuori porta alla scoperta delle terre tra Adige e Po, capaci di suscitare meraviglia e di accogliere con gentilezza.